e presenta ora questo bellissimo matrimonio non poteva mancare un reading di Dario Cosseddu. Scusate a tutti, scusate, purtroppo questo è un momento particolare perché una cosa che vi siete sempre chiesti, vi racconterò la vera storia di Barbara e Mimmo. Lei, Barbara, conosciuta nell'ambiente come metallo urlante. Spense il computer, chiuse il raffinatissimo libro su grafica e non violenza, spense il CD dei quartetti di Haydn e si preparò a uscire. All'altezza del polpaccio assicurò il coltello da cacciagrossa. Dietro la schiena sistemò la spranga, sotto l'ombelico il tirapugni. Fasciò bene il proprio corpo in modo da cancellare ogni traccia di femminilità. Sistemò i capelli in modo maschile, mise la sciarpa sul viso e gli occhiali da sole. Dietro di sé chiuse una porta su cui campeggiava una riproduzione di un quadro di Basquiat. La sua identità segreta la rendeva la primula rossa della divisione crimini da stadio della polizia. Il comandante Marcos delle truppe ultra, il capobranco della curva nord. Si avviò verso il Santeria ripassando le tattiche d'attacco e i canti da guerra. Ghignò dentro la propria ultraviolenza ripetendo il proprio inno preferito. Noi non siamo napoletani, no. Lui, Mimmo di Caterino, assolutamente sconosciuto in qualunque ambiente. Chiuse la sua coppia dei fratelli Karamazov, rimirò la collezione di stampe ottocentesche. Pensò che la visione del mondo di Dostoevskij era in fondo troppo farfallona per i suoi gusti. Si chiese perché diavolo si era lasciato convincere dal suo amico Eugenio ad andare allo stadio. Odiava il calcio, amava la pittura, odiava il sudore dei tifosi e le loro urla. Era un artista crepuscolare, lui. Controllò di avere i fazzolettini di carta, le gomme da masticare e un impermeabile tascabile in plastica gialla. Era agosto, c'erano 38 gradi, ma meglio essere prudenti. Mentre saliva sulla macchina del suo amico, già puntata verso il Santeria, sentì Eugenio dirgli: "Cazzo Mimmo, almeno la cravatta regimental potevi toglierla". La partita in realtà non interessava a nessuno dei due. Barbara, metallo urlante, aspettava, come una bestia da preda, il momento per scatenare l'assalto contro i nemici storici della sua tribù. Mimmo guardava l'orologio chiedendosi cosa ci facesse lì con in mano una bandierina azzurra. Avrebbe voluto essere a casa e rivedere uno qualsiasi dei film in bianco e nero che tanto amava. Quando partì la prima carica, metallo urlante penetrò tra le file, rompendo con la violenza che lo aveva reso leggendario tra i tifosi avversari. Mimmo fu sbalzato dall'urto del cristallo divisore abbattuto e dalla massa dei corpi in fuga. Cercò Eugenio, senza trovarlo nel turbine di braccia e gambe che lo sovrastava. La paura di essere schiacciata fu superata solo dallo stupore di sentirsi sollevare da una forza che vinceva la gravità e da un forte senso di soffocamento. Fu solo alla fine della risalita che si accorse di metallo urlante che lo teneva per la cravatta reggimentale con il braccio sinistro e aveva già il destro, corazzato dal tirapugni, teso e pronto a esplodere contro il suo viso. L'impatto fu devastante. Lo stupore fu tale da ammutolire lo stadio. La più stupita fu Barbara metallo urlante.
Spinta da una forza più grande dell'ultraviolenza, tirò a sé la cravatta e baciò sulle labbra quel nemico sconosciuto. Mimmo era disorientato. Aveva rischiato di morire strangolato per lo strattone alla cravatta. Pensò, dovevo dare retta a Eugenio e lasciarla a casa questa cravatta del cazzo. Aveva pensato di morire per mano di quel pazzo selvaggio e invece si trovava con la sua lingua in bocca. Ma soprattutto, non era mai stato di mentalità ristretta, ma non aveva mai immaginato che il suo primo bacio sarebbe avvenuto così e soprattutto da un uomo. Si staccarono giusto in tempo per vedere che intorno a loro il tempo si era fermato. I compagni ultra di Metallo Urlante ammiravano in silenzio, esterrefatti, il loro leggendario capo baciare un nemico, lì, nel tempio del Sant'Elia. Uno di loro urlò "Traditore!" e osò l'inosabile. Caricò a testa bassa colui che fino a poco prima era il terrore della curva nemica e il loro orgoglio. Gli altri lo seguirono e Barbara Metallo Urlante, presa alla sprovvista, cadde. Fu in quel momento che Mimmo cambiò. Fu in quel momento che per la prima volta liberò la bestia che era in lui. Si lanciò contro chi colpiva il primo uomo che lo avesse baciato. Non me lo sarei mai aspettato, pensò, mulinando gambe e braccia come un guerriero nato, come una macchina per uccidere, come un eroe spartano. Quando riaprì gli occhi uscendo dal coma, la prima cosa che vide fu lo sguardo di Barbara. Lei gli disse: "Ero Metallo Urlante prima di conoscerti, ora non lo sono più e ti amo." Mimmo pensò: è una donna, è bellissima e ha baciato me anziché uccidermi. Il medico a fianco di Barbara gli disse che aveva 13 fratture, di cui 10 scomposte. Ma il nuovo Mimmo, re della foresta e uomo temprato alla battaglia, guardò fiero la sua Barbara e con voce strascicata ma orgogliosa disse: "Ad ottobre, quando mi rimetteranno i denti, ti sposerò."